I primi messaggi per chiedere consigli e orientarsi dopo il pensionamento del medico di famiglia locale, la chat di gruppo che cresce sempre di più e in breve tempo diventa un nuovo strumento di partecipazione attiva per affrontare insieme i problemi del territorio. È la storia del Comitato dei diritti in Val di Vara, che ora si trova ad affrontare una nuova criticità, quella relativa al rincaro dell'acqua e ai suoi disservizi. L'ARERA, autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che regolamenta le tariffe idriche, ha chiesto un aumento del 9% annuo. Davanti a questo incremento, che avrebbe danneggiato famiglie e imprese della Val di Vara, il 27 dicembre l'Assemblea dei Sindaci e il Consiglio provinciale hanno approvato la proposta di mitigare l'aumento della tariffa dell'acqua al 4% annuo per 6 anni. Un compromesso meno gravoso, a cui però ARERA non ha ancora dato una risposta. Nel frattempo il Comitato continua a denunciare le criticità legate alla qualità dell'acqua e alla manutenzione della rete idrica. Arrivano sempre più segnalazioni che non solo a Varese Ligure, nel paese, ma anche in alcune frazioni l'acqua in alcuni casi è imbevibile perché è sporca. È una problematica che si verifica periodicamente. Ogni tanto, se si apre il rubinetto, l'acqua arriva sporca, oppure con odori forti che è evidente che non si può bere. Questo è un problema, perché insomma, non solo per chi vive quotidianamente nel paese, ma anche chi ha delle attività commerciali, penso a chi ha bar o chi ha ristoranti. Problematiche che vanno oltre l'aumento della tariffa. Per questo motivo il Comitato ha inviato a tutti i parlamentari liguri delle proposte concrete per risolvere le criticità strutturali. Abbiamo chiesto, ad esempio, alcune deroghe tariffarie che possono essere per i comuni particolarmente che vivono in situazioni di difficoltà, oppure ad esempio comuni dell'entroterra come il nostro. Abbiamo proposto che vengano fatti delle analisi dell'acqua che vengono effettuati periodicamente dall'ASL, e questi risultati vengano resi pubblici in modo trasparente. L'appello ha raccolto le adesioni non solo dei cittadini ma anche dei sindaci dei comuni della Val di Vara. Una delle proposte del comitato verte proprio sul dare più autonomia agli enti locali nella gestione dell'acqua, tenendo conto della specificità di ogni territorio. Quella della Val di Vara non è rappresentata solo da borghi storici e natura, ma anche da una comunità che richiede servizi migliori per poter restare e sviluppare progetti per il futuro.